Buon pomeriggio e bentrovati, siamo ad anteprima corner, come avviene sempre di fatto all'indomani di un turno di campionato, soprattutto per quanto riguarda le siciliane di Serie C. Parleremo oggi anche di Coppa Italia Maggiore con il Palermo che andrà a giocare stasera al Maradona contro il Napoli, ma intanto vediamo i risultati della giornata di ieri in Serie C. Il girone è quello meridionale con dunque le formazioni siciliane, le tre siciliane, Catania, Messina e Trapani, tutte in campo, e vediamo come sono andate le cose. Riepiloghiamo il quadro: Altamura Cavese 0-0, Casertana Taranto 2-0. Turris Avellino 0-0, a Potenza il Trapani ha vinto 5-1, Catania Cerignola 0-0, a Crotone la vittoria del Sorrento 2-1, a Foggia si è imposto Giuliano 2-1, pareggio 1-1 tra Latina e Messina, Juventus Next Gen Picerno, Monopoli Benevento in programma per l'appunto questa sera. Ma la classifica che si è composta intanto alla luce di questi risultati, la vediamo, è provvisoria ovviamente. In testa c'è il Benevento con 12 punti, seguito poi da Picerno e Cerignola con il Sorrento e il Giuliana 11, con asterisco vedete le squadre contrassegnate con asterisco una partita in meno, il Monopoli a 10, il Potenza stessi punti, Trapani 9, Catania 9, Casertana e Latina 7 punti, poi a 6 Messina, Cavese, Crotone e Turris. 5 punti per la Juventus Next Gen, per il Foggia a 4 l'Avellino e l'Altamura, chiude il Taranto con 2. Abbiamo visto dunque qual è la situazione, in attesa chiaramente che la giornata sia completata con le partite di questa sera, e allora per parlare di Catania mi collego come sempre, come di consueto, con Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Alessandro, il Catania non riesce più a vincere, non sa più vincere, soprattutto in casa. È arrivato ieri sera il secondo pareggio consecutivo per 0-0. Una squadra, quella di Toscano, che ha perso diciamo, la capacità di incidere sotto rete, ma soprattutto di finalizzare magari le azioni che produce, perché anche ieri non sono state tantissime, ma ci sono state delle occasioni da gol. Non è certamente questo soltanto il discorso che riguarda il Catania, fra poco cercheremo di capire anche Sturaro, Alessandro, se abbiamo altre notizie, ma intanto partiamo dal fatto tecnico. Una squadra che rischia stasera di rimanere attardata rispetto a quelle che sono in questo momento le formazioni in testa alla classifica. Angelo, dobbiamo soltanto considerare che al Massimino, che in teoria dovrebbe essere la roccaforte per le ambizioni del Catania, il Catania non va in gol dal 2 settembre. Catania e Benevento 1-0, il gol nel primo tempo, poi un secondo tempo contro il Benevento senza reti e 2 partite intere, Picerno e Cerignola, senza riuscire a realizzare. Credo che partendo da qui l'analisi sia più semplice, nel senso che quando una squadra non riesce a finalizzare è chiaro che possibilità di arrivare alla vittoria si assottigliano e soprattutto aumenta la pressione, perché c'è stata una fase del campionato, nello specifico la partita di Biella contro Juventus Next Gen, in cui il Catania, doppiando la vittoria interna col Benevento, aveva cominciato a dare l'impressione di essere sul punto veramente di esplodere nelle sue potenzialità, e invece da quel momento in poi la squadra ha avuto un regresso, non completamente da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista dei risultati senz'altro. Il fatto nuovo, Angelo, sia per quanto riguarda la partita col Picerno che la partita di ieri, è il fatto che il Catania ha oggi una maggiore difficoltà a recuperare palla. Nel DNA di questa squadra abbiamo visto, fino alla partita appunto di Biella, come era una squadra che col pressing aveva una facilità estrema a recuperare palla e a subito ribaltare il fronte del gioco. Sia contro il Picerno che ieri questa peculiarità è venuta meno in maniera evidente, perché è chiaro che ti sono venuti a mancare nel frattempo gli interpreti abilissimi in questa specialità, recupero palla. Parlo di Di Tacchio, parlo di De Rose, parlo dello stesso Sturaro, che ieri sostanzialmente poi non ha potuto disputare la partita perché si è infortunato presto. Venendoti a mancare insomma, elementi con queste caratteristiche, è chiaro che non puoi sempre surrogare con i sostituti
e ne va a discapito appunto di questo aspetto che credo che sia prioritario nel calcio che ha in testa Mimmo Toscano. Quindi se fai fatica a recuperare palla, è chiaro che la palla resta agli avversari e quindi i ritmi poi vengono impostati alla squadra avversaria e il Catania, passando il tempo, scorrendo i minuti, poi non riesce a trovare la quadra e quindi inevitabilmente sta troppo lontano dalla porta avversaria. Ecco, non aver impensierito Saracco in tutta la seconda parte del match di ieri è un segnale che secondo me deve essere analizzato con grande attenzione anche in vista dell'altra prova di domenica contro un avversario, il Monopoli, che viene al Massimino sull'onda, indipendentemente dal risultato di questa sera, perché il Monopoli gioca in posticipo col Benevento, sull'onda di 3 vittorie su 3 trasferte in questo inizio di stagione, quindi un avversario pericolosissimo che al momento vanta la miglior difesa della Serie C con solo 2 reti al passivo e quindi è una partita che al netto insomma, del nome non troppo blasonato dell'avversario ha invece un coefficiente di difficoltà assolutamente alto. Alessandro, sentiamo le parole di Mimmo Toscano, un estratto, una pillola di una quarantina di secondi, poi vediamo il top del match e cerchiamo di capire anche qualcosina su Sturaro, se abbiamo delle novità rispetto a quello che ha detto ieri sera poi lo stesso Toscano. Sentiamo l'allenatore del Catania. Primo tempo abbiamo fatto un buon primo tempo e le occasioni che hai creato di essere più cinico, devi essere più cattivo e determinato per concretizzare quello che costruisci. Il secondo tempo potevamo e dovevamo fare meglio dal punto di vista dell'intensità e del ritmo e in quello dobbiamo crescere e alzare il livello di prestazione individuale e di squadra, insistere, essere più arrembanti, crederci di più, perché solo insistendo e credendoci alla fine ti puoi creare le probabilità di portare a casa la vittoria. Restiamo sulla partita, dicevamo, il top del match. Alessandro. Beh, abbiamo isolato tra i meno peggio della partita di ieri Filippo D'Andrea, che ieri ha giocato la prima gara con la maglia rossa-azzurra da titolare e soprattutto nel primo tempo ha lasciato intravedere delle movenze e delle qualità tecniche molto interessanti, soprattutto una giocata da destra a sinistra con ricezione lungo la linea del fallo laterale e il lancio di 40 metri per stoppa a sinistra che veramente ci ha lasciato favorevolmente impressionati. È un giocatore che ha fatto benissimo l'anno scorso a Cerignola, è un attaccante atipico, un attaccante che ama svariare, che si muove in tutte le zone del campo sul fronte offensivo, potrà certamente dare un buon contributo in prospettiva, anche perché i numeri che vedete a destra dicono che è un giocatore assolutamente di rendimento per quanto riguarda il campionato di Serie C. Alessandro, prima di salutarci e poi darci appuntamento a questa sera, quando con Corner chiaramente analizzeremo non solo la partita di ieri sera in tutti i suoi aspetti, con anche una ampia moviola. Abbiamo qualche notizia in più su... Non ancora, Angelo. Non ancora. Speriamo di potervi aggiornare stasera durante la diretta di Corner. La notizia, diciamo, degli ultimi minuti, ma è una notizia, diciamo, di relativa importanza, è il fatto che è stato designato per Catania Monopoli il signor Pezzopane della sezione di L'Aquila. Ha un precedente come primo arbitro in Latina Catania della scorsa stagione, conclusasi 1-0 con l'annullamento ingiusto di un gol di Costantino sullo 0-0 per fuorigioco, ma lì ovviamente la colpa è dell'assistente. E invece come quarto uomo Pezzopane era presente al Massimino in occasione della finale di ritorno di Coppa Italia Catania-Padova, che si concluse appunto con la vittoria del trofeo da parte della formazione rossa-azzurra. Benissimo, grazie allora Alessandro per queste tue informazioni. Ci ritroviamo ovviamente stasera 20:45 come sempre con Corner nella versione estesa. Grazie Alessandro, adesso facciamo una breve sosta, poi parleremo di Coppa Italia con il Palermo che stasera sfida alla Maradona il Napoli. Apriremo anche collegamenti con Messina e Trapani. A fra pochissimo.
Fra poco riprenderemo il discorso sulla Lega Pro, sulle formazioni siciliane di Serie C. Adesso però parliamo di Coppa Italia Maggiore, con il Palermo che stasera fa visita al Napoli. Sulla carta è una partita proibitiva, ma lo stesso Dionisi, tecnico per appunto dei rosanero, insomma, dice che ha grande rispetto, ma non ha paura dell'avversario, anche se sa, e lo ha ammesso, certamente è più forte. Vado da Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Allora, questa è una partita, dicevo prima, sulla carta di quelle impossibili, cioè un pronostico scontato in una sola direzione, però il calcio, si sa, non è una scienza esatta, quindi sfide dal quasi impossibile, diciamo così, mission quasi impossible, insomma, permettimi questo slang, ma al di là di questo, diciamo che intanto è sicuramente un grande traguardo per il Palermo tornare a recitare in un palcoscenico importante come quello del Maradona ex San Paolo. Poi ovvio che sulla carta, insomma, partita non ce n'è, il Napoli dovrebbe, insomma, vincere facilmente al cospetto di un Palermo che invece proverà a giocarsela, proverà sicuramente a salvare l'onore, sicuramente a non prendere un'imbarcata di gol. Poi però, se dobbiamo, insomma, ragionare, diciamo che comunque tutto è possibile, perché, insomma, non è la prima volta che nel calcio Davide batte Golia. Allora anche oggi, chissà, i tifosi del Palermo, ma anche lo stesso Dionisi, la stessa squadra del Palermo spera nella grande impresa. Ci sono però tante novità, ci saranno tante novità di formazione sia da una parte che dall'altra. Ad esempio nel Napoli Conte farà rifiatare Lukaku, si affiderà a Simeone in avanti con Gonge e con Neres, mentre non ci sarà Kvaratskhelia, che sicuramente è un altro tassello molto molto prezioso per il Napoli. Poi ovviamente dipende da come si metterà la gara, su quale binario si incanerà la gara, perché è ovvio che se nella ripresa il Napoli ancora non l'ha sbloccata, sicuramente Conte potrebbe dare spazio a uno dei due. Il Palermo invece non farà turnover massiccio, ma qualcosa cambierà. Ad esempio in porta ci sarà Sirigu al posto di Deplanche, e in difesa potrebbe tornare uno tra Lucioni e Banega, in avanti ci sarà Brunori titolare con Leduaron e Di Mariano, a centrocampo Gomez potrebbe rifiatare, dovrebbe esserci comunque spazio per Segre dal primo minuto. Quindi è un Palermo diverso, ma non diametralmente opposto a quello che, insomma, abbiamo visto nella gara contro il Cesena, pareggiata per 0-0. Insomma, Dionisi se la vuole giocare, l'ha più volte ribadito in conferenza stampa, rispetto sì, ma timore no. E allora sentiamo Dionisi prima della partita di questa sera, ascoltiamolo. Io non prevedo il futuro, sicuramente il passato è scritto, il futuro è da scrivere. Come ho già detto quando sono arrivato, ora sono qua da 2 mesi, ho scelto questa realtà per scriverlo insieme alla gente, insieme a voi, insieme alla squadra. Nel futuro c'è comunque l'obiettivo di una proprietà, di una città, di arrivare a giocare partite come quella di dopodomani con più continuità. Allora, non ha detto apertamente nel futuro c'è la Serie A, però ci sono partite come quella con il Napoli, e è chiaro che l'obiettivo è quello di giocare in un palcoscenico diverso, più importante per il Palermo. Abbiamo parlato della Coppa Italia, non possiamo non parlare chiaramente del campionato del Palermo, e lì se in Coppa Italia ha superato il primo turno brillantemente la squadra di Dionisi e adesso si appresta a giocare questa sfida con il Napoli, in campionato invece c'è un po' di impasse. Insomma, non va benissimo come ci si poteva aspettare. Vediamo la classifica della Serie B. Evidentemente questa squadra ha necessità, ha bisogno indubbiamente di trovare una sua dimensione, anche un suo equilibrio all'interno del gruppo. Marco. Sì, anche perché il Pisa, tra l'altro, con i 3 punti di ieri che sono stati assegnati a tavolino dopo la vittoria per 0-3 sul Cittadella, ha davvero una posizione invidiabile, prima con già qualche punto di distacco nei confronti di possibili dirette concorrenti, come il Palermo, come il Sassuolo, che comunque, insomma, il Sassuolo è sicuramente più avanti dei rosanero. Palermo sta iniziando a perdere posizioni, e questo sicuramente non deve succedere se una squadra deve e vuole puntare ai primi gradini. Ovvio che siamo ancora all'inizio del campionato, però attenzione, perché comunque già le altre iniziano a correre, penso al Sassuolo, penso alla Cremonese,
Cremonese, penso soprattutto al Pisa, che possiamo definire un po' l'outsider in questo momento del campionato. Il Palermo ha giocato partite discrete, altre un po' meno, anche contro il Cesena, insomma non è stata una brillante prestazione quella offerta dai rosanero, dovevano fare di più. Prossimo match sarà lunedì a Bolzano contro il Sud Tirol, una partita anche questa molto molto delicata, certo meno difficile rispetto a quella che il Palermo dovrà giocare stasera contro il Napoli, però attenzione, perché sappiamo benissimo che in Serie B qualsiasi gara può nascondere delle insidie. Sicuramente, come dicevi tu, meno difficile rispetto a quella che si gioca contro il Napoli, ma indubbiamente più importante per la stagione della squadra di Dionisi. Da questo punto di vista c'è da fare questa valutazione. È stato proprio chiesto a Dionisi questo, è stato detto, ovviamente è stato sottolineato il fatto che comunque il Palermo sì, gioca la Coppa Italia, però la priorità, l'obiettivo principale non può che essere quello del campionato, anche perché comunque il Palermo deve ancora, detto bene tu, trovare una dimensione, una squadra che fuori casa si è espressa in un certo modo ed è lì che ha conquistato 2 vittorie contro Cremonese e Juve Stabia, in casa invece ha balbettato, azionando 2 pareggi con Cosenza e Cesena. Quindi quello che davvero è incredibile è che questa squadra in casa ha un trend decisamente negativo. Nelle ultime 10 partite giocate in casa tra attuale e vecchia stagione, il Palermo ha vinto una sola volta in casa con la Sampdoria 2-0 nel turno playoff, poi ha collezionato 4 pareggi e 5 sconfitte. Il Barbera era il fortino, era davvero lo stadio dove il Palermo costruiva le sue classifiche. Non è più così, perché insomma la squadra rosanero in casa balbetta. Probabilmente la pressione anche che ti può imprimere uno stadio come il Barbera, come la tifoseria del Palermo, che sicuramente in questo caso è un peso per tutta la formazione palermitana. Però Angelo non può e non deve assolutamente continuare a essere questo, perché è ovvio che il trend va cambiato. Il Palermo deve fare assolutamente un'inversione a U su questo trend se vuole raggiungere la promozione. Grazie, allora Marco, fra poco torno da te, ci racconterai ovviamente di questa partita domani nei nostri telegiornali, con te torno per Anteprima Corner lunedì e intanto però grazie a tutti. Grazie a te, buon pomeriggio, vado adesso invece a Messina dove c'è Sergio Colosi perché il Messina ieri sul campo del Potenza, sul campo del Latina ha dato dei segnali di ripresa importanti rispetto a quello che si era visto in casa contro la Casertana. Dopo però va detto un primo tempo importante, un inizio di partita con la Casertana in casa decisamente importante, poi c'era stato il momento di di confusione della squadra di Modica. È un Messina che ha tanti giovani, però combatte, non lascia nulla agli avversari. Sergio. Buon pomeriggio Angelo, sì, è un Messina che combatte, è un Messina che ieri ha giocato una buona partita, certamente meglio del Latina, avrebbe meritato i punti di più, avrebbe meritato la vittoria, si accontenta di questo pareggio che però è il primo punto in trasferta, è arrivato anche il primo gol della squadra di Modica fuori casa con Pedicillo, avrebbe meritato però di più, Messina che poi ha dominato soprattutto nell'arco della ripresa dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, non ha concluso l'enorme mole di gioco che ha sviluppato, ha tenuto spesso e volentieri nel secondo tempo il pallino del gioco, però poi non è riuscita nella finalizzazione, ha colpito un palo salvo, un altro l'ha colpito l'ex del Catania Bocic, ma è stato il Messina a cercare la vittoria e però poi sono arrivati gli errori ed è una costante di questa formazione, questa volta l'errore l'ha fatto il portiere Curtosi e non è la prima volta per lui, di questo ne deve tenere in considerazione sia il tecnico Modica che la società, al di là delle considerazioni, perché il portiere del Messina forse ancora non è pronto per questa Serie C, allora bisogna guardare a Krapicas o altrove se si pensa al reparto degli under, come spesso e volentieri fa il Messina. Però al di là dell'errore di Curtosi, che è stato decisivo per
l'1-1 di Capanni è stata una prestazione più che positiva, quella formazione giallorossa, che veniva anche da alcuni giorni particolari, perché c'erano state le dimissioni irrevocabili, poi invece rientrate da parte del tecnico Modica, che invece ieri ha avuto parole di grande elogio per la squadra. È un tutt'uno lui e la squadra, e come dicevi tu Angelo, il Messina nonostante tutte le difficoltà e le problematiche societarie comunque in campo lotta, combatte e corre tanto. Questo è però un elemento importante, soprattutto per un campionato come quello della Serie C, dove sì, la tecnica è certamente una delle componenti, ma c'è molto agonismo, c'è tanta corsa, c'è soprattutto i giovani in particolare riescono a sopperire alla mancata esperienza con la voglia di emergere, di mettersi in mostra. E devo dire che in casa Messina ce ne sono parecchi di questi ragazzi che stanno cercando di venire fuori, stanno cercando di mettersi in evidenza, magari per guadagnarsi un contratto, magari restando a Messina o andando in un'altra squadra per la prossima stagione. Sergio. Pedicillo e anche Anatriello stanno disputando un buon inizio di stagione, le prime 6 giornate, il bilancio è certamente positivo come per Anselmo, ma gli under, che ormai sono veterani di questa Serie C, sono certamente, ieri erano tutti e due a rientro, sia Salvo che Frisen, 2 giocatori che abbiamo imparato a conoscere l'anno scorso, che ormai sono leader di questo Messina, e Modica non dovrebbe mai fare a meno, perché anche ieri hanno dimostrato di giocare con esperienza nonostante la giovane età. È un Messina che si affida tanto ai giovani, poi però sai, siamo all'inizio del campionato, per cui il Messina ha sempre abituato con Modica a una preparazione molto veloce, molto sostenuta, per cui corre moltissimo nella prima fase, e dovremo vedere anche il Messina poi di novembre, di dicembre, anche di ottobre, adesso dunque già nelle prossime giornate, perché bisognerà vedere se manterrà questi ritmi, perché poi organici però alla mano ci sono giocatori molto più esperti, e quelli sono in tantissime altre squadre di Serie C, e nel Messina ce ne sono davvero pochi. Allora, hai fatto riferimento ai prossimi impegni, diamo uno sguardo a quello che sarà già praticamente nell'immediato, perché nel fine settimana si torna di nuovo in campo. Il Messina giocherà lunedì alle 20:45 a Picerno. Questa è una gara difficile, perché il Picerno ritroverà l'ex Domenico Franco, un giocatore molto rimpianto nel Messina, che lo ha dato facilmente a cuor leggero, e forse a centrocampo si sente la sua assenza. E poi però dopo questa partita contro, dicevamo appunto, una formazione più forte di quella giallorossa, poi ci saranno altre 2 gare altrettanto impegnative, Benevento in casa e poi il derby a Trapani. Gare, dopo appunto queste 3 gare si potrà avere un quadro più chiaro di quello che è il Messina, di quello che è il suo futuro, anche se comunque sarà impegnato nella lotta per la salvezza, di questo ne siamo certi, però potremo magari stabilire, vedere in che misura e in che termine appunto sarà questo tentativo, questa ricerca della 4ª salvezza consecutiva nel campionato di Serie C. Allora, grazie anche a te Sergio Colosi, Grazie a te, buon ci pomeriggio. farai sapere le novità eventuali che arrivano da Casa Messina nel corso dei nostri telegiornali. Con Anteprima Corner invece ci ritroviamo proprio lunedì, giorno di partita per la squadra di Modica. Adesso invece parliamo di Trapani, lo facciamo con Franco Cammarasana, un Trapani che ha riscattato diciamo alcune prestazioni poco convincenti, opache, soprattutto l'ultima, quella in casa con la Juve Next Gen, aveva suscitato anche dei fischi a fine gara del pubblico granata, perché erano stati anche mancati 2 calci di rigore. Ieri invece c'è stata una sorta di exploit, un poker, più di un poker, una cinquina servita una manita, per dirla in maniera spagnola, al Potenza. Ma che cosa è successo a questa squadra? Com'è che c'è stata questa evoluzione, non involuzione ma evoluzione, diciamo questo scatto in avanti, e anche da un punto di vista della fase offensiva, perché fino a qualche giorno fa aveva dettato qualche problema in avanti, non c'era stata precisione in zona di realizzazione.
Non sentiamo Franco Cammarasana, non so il motivo per cui Franco non è collegato con noi in audio, ma nel frattempo, in attesa della sua riflessione, vi faccio sentire invece quella fine partita di Salvatore Aronica, cioè del tecnico del Trapani. All'inizio, e quindi dopo poche partite adesso fare bilancio mi sembra un po' diciamo tra virgolette controproducente. Sappiamo che abbiamo la necessità di riprenderci qualche punto perso per strada. Nelle ultime 2 gare abbiamo dilapidato 4 punti per occasioni sbagliate, rigori non capitalizzati, e quindi avevamo necessità di riprendere i 3 punti, ritornare a marciare. Adesso domenica si gioca, quindi bisogna archiviare in fretta, recuperare energie e continuare su questa scia. Sintetico, diciamo, in questo suo pensiero, ma efficace, mi pare di poter dire, Aronica. Franco? Niente, evidentemente. Nelle due precedenti partite mi senti? Sì. Ecco, dicevo, non è che nelle 2 precedenti partite il Trapani avesse giocato proprio male, anzi potevano essere altrettante vittorie, solo che sono state 2 partite condizionate dai calci di rigore. Contro il Taranto un calcio di rigore sbagliato da Lescano, contro la Juventus 2 calci di rigore sbagliati da Canotè e Zuppel. Questo ha consentito agli avversari chiaramente di non scoprirsi e quindi difendere il risultato di parità. Ieri qualcosa di molto diverso, nel senso che il Trapani già dopo un quarto d'ora era sul 2-0 e devo dire anche un Trapani migliore rispetto alle precedenti prestazioni. In che cosa? Soprattutto nella fluidità del gioco, nelle sovrapposizioni lungo le 2 fasce laterali, cosa che ha consentito anche di servire meglio le 2 punte. Ieri erano scusami. C'era Lescano ieri lì davanti? No, Lescano era Fall e Zuppel. Lescano è entrato a partita iniziata e poi ha fatto 2 gol, è entrato nel secondo tempo e questo gli ha risolto anche i problemi di ordine psicologico, perché lui era uscito un pochino tra i fischi la partita precedente. E poi molto importante la fase di non possesso, perché praticamente Trapani sempre corto, sempre aggressivo, non ha lasciato assolutamente niente sul piano della manovra alla Potenza. E nel secondo tempo, ripeto, ha giocato benissimo, poteva benissimo chiudere il primo tempo con 3-4 gol all'attivo, soltanto 2-1, perché poi alla fine del primo tempo c'è stato questo angolo e quindi il gol del Potenza, ma poi ripeto, nella ripresa fra l'altro il Potenza è rimasto a 10 per l'espulsione di Rovella per farlo su ultimo uomo su falla lanciato a rete e lì ha dilagato, perché poi ripeto, chi è subentrato dalla panchina, mi riferisco a Lescano che ha fatto 2 gol, così come scusami, ma l'altro gol in questo momento mi sfugge. Vabbè, ma non è importanza, voglio dire, quello che conta è che... La partita, sotto l'aspetto psicologico, ha aiutato tanto questa vittoria al Trapani, che domenica affronta la Turris, ha aiutato tantissimo, ha aiutato molto, ripeto, Lescano, che sicuramente domenica sarà schierato dall'inizio nuovamente, e soprattutto anche all'ambiente a Granata, perché la tifoseria, come dicevi tu giustamente all'inizio, domenica era un pochino sconcertata, non tanto dalla prestazione quanto dal risultato e da un modo un pochino farraginoso di portare avanti la manovra, anche se di un Trapani costantemente aggressivo e sempre in cerca del risultato pieno. Franco, prima di salutarci, perché il nostro tempo sta per finire, il Presidente Antonini, hai avuto modo di sentirlo, hai avuto modo di avere dei feedback che arrivano proprio dal Presidente del Trapani. Che tipo di reazione ha avuto? Finalmente penso soddisfatto, immagino, dopo questo largo successo. Sì, le reazioni le avremo più tardi, perché verrà inaugurato il T-Club del Trapani con il nuovo logo, perché il T-Club è stato inaugurato alcuni giorni fa e quindi in questa occasione sicuramente parlerà anche della partita
di ieri sera e un pochino di quelli che sono i suoi programmi futuri. Lui è un visionario, dice sempre un pochino le cose che vuole fare, molte le ha realizzate obiettivamente, magari ha esagerato nel modo di esprimersi, ma questo fa parte del suo carattere. Però dico io sempre ai miei amici, dico, un personaggio del genere Trapani, pur con tutti i suoi difetti, meglio averlo che non averlo. Va bene, allora grazie, ci racconterai anche di eventuali annunci e proclami del presidente Antonini del Trapani. Noi per questa settimana con Anteprima Corner abbiamo finito, nel senso che ci ritroviamo lunedì per gli approfondimenti del prossimo turno di campionato, non solo in Serie C, ma parleremo anche di Serie B, come detto, perché gioca anche il Palermo in posticipo. Stasera, lo ricordo, c'è Corner, la versione tutta dedicata al Catania. Cominciamo alle 20:45, finiamo poi alle 22:15. Tanti episodi da Moviola da vedere, avremo tanti contributi e chiaramente con noi in studio, oltre ad Angelo, con me in studio, oltre ad Angelo Patanea ed Alessandro Vagliasini, ci sarà Carlo Breve. Mi fermo qui per questo Anteprima Corner che avete potuto vedere anche in streaming sulla siciliaweb.it. Tutti voi auguro il buon pomeriggio.